quasi 500.000 di tonnellate di rifiuti del settore agroalimentare che vengono prodotti in Emilia-Romagna, una risorsa che può essere utilizzata come mangime per gli animali ma anche per produrre energia. Nasce da quest'idea il progetto, che è coordinato dal Centro Ricerca e Produzione Animali di Reggio Emilia in collaborazione con l'Università Cattolica di Piacenza. Sono in compagnia del professor Antonio Gallo che ha curato questo progetto. L'opportunità è nata all'interno del piano di sviluppo rurale della regione Emilia-Romagna, nella quale è stato bandito appunto un bando sulla linea 5A che prevedeva proprio uno studio della valorizzazione degli scarti e dei sottoprodotti industriali a fini agricoli e o energetici. Da qui nasce l'idea del nostro progetto, svolto appunto con il capofila CRPA, con la collaborazione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, dell'Associazione Regionale Allevatori di Piacenza, nella sezione di Piacenza, e con l'aiuto e la discussione fatta con Giuseppe Ferrari, l'allevatore appunto dell'azienda agricola Ferrari e Fratelli. L'idea nasce dal utilizzare sottoprodotti reperibili in regione Emilia-Romagna e sottoprodotti umidi che avevano la difficoltà di essere stoccati per lunghi periodi. Perciò si sono cercate delle tecniche che permettessero agli allevatori di utilizzare questi sottoprodotti per periodi più prolungati, perciò allungando l'approvvigionamento non più giornaliero o comunque di breve periodo, e cercare di portarlo in condizioni di più lungo periodo. Per fare questo si sono utilizzate una serie di tecniche di insilamento, perciò di stoccaggio in condizioni acide dei sottoprodotti umidi e fibrosi, che sono state poi un po' le attività di ricerca e di dimostrazione che abbiamo svolto presso l'azienda Ferrari. Qual è il risultato di questo progetto e quali sono le conclusioni che poi se ne traggono da questa esperienza? Prima di tutto il progetto si è focalizzato non solo sui sottoprodotti dell'agroindustria, ma anche su, diciamo, materiali di scarto che possono derivare da annate particolarmente sfavorevoli, come ad esempio la raccolta dei primi tagli di medicaio di erbai fatti in primavera o gli ultimi tagli in tarda estate e autunno. Questi tagli, se le condizioni meteorologiche non lo permettono, sono di difficile recupero, perché le condizioni non permettono appunto agli allevatori di entrare in campo. Perciò i principali risultati si sono focalizzati su questi due aspetti: il recupero di queste biomasse, perciò aumentando e velocizzando il cantiere di lavoro della raccolta di queste biomasse in campo, e poi il secondo obiettivo si è focalizzato su invece sottoprodotti umidi dell'industria agroalimentare. Da Giuseppe Ferrari abbiamo per esempio testato le migliori condizioni di conservabilità del prodotto Trebbia di birra. Guardi invece al sottoprodotto del pomodoro, Piacenza è una forte produttrice di pomodoro da industria. Su questo aspetto, su questo sottoprodotto ci sono particolari studi che sono stati fatti per il suo utilizzo, mi intendo. La disponibilità c'è, in questo progetto non è stata considerata, ma l'esperienza fatta su sottoprodotti come quelli della trebbia di birra o le polpe possono essere estesi sicuramente ad altri sottoprodotti agroindustriali. Bene, noi adesso ci rechiamo a San Giorgio Piacentino, facciamo visita all'azienda Ferrari, l'impresa che si è resa disponibile per questo progetto. Mi trovo nell'azienda di Giuseppe Ferrari, che è una delle aziende che partecipa al progetto del CRPA. Sono a Viustino, in San Giorgio Piacentino è il comune, alle porte di Piacenza, e sono in compagnia col titolare di questa azienda, che è il signor Giuseppe Ferrari. Buongiorno, ma anche con Luigi Calza, che è tecnico dell'ARE, l'associazione regionale allevatori, anch'essa facente parte di questo progetto. Partiamo con una descrizione di quella che è questa azienda, un'azienda che produce latte per il grana padano e che ha quanti capi installa? Sono 750 capi divisi
Questa ci troviamo nella stalla principale praticamente, sono 320 mungiture, il resto allevamento, asciutte e roba del genere. L'azienda si è sviluppata molto negli ultimi anni grazie a dei progetti di filiera regionali e adesso siamo arrivati a un bel numero di animali, insomma. E infatti questa è una struttura, si vede abbastanza nuova, quindi da poco costruita e quindi dà anche questa possibilità di sviluppare questo progetto che nasce con l'obiettivo di utilizzare i sottoprodotti per l'alimentazione delle bovine. In questo caso quali sono i sottoprodotti che lei utilizza? Abbiamo fatto la prova col CRPA di un mix di trebbie di birra e polpe di barbabietola stendendo le polpe di barbabietola pellettate sotto, trebbie di birra sopra, in modo che l'umidità rilasciata dalle trebbie fosse assorbita dalle bietole, per cercare di ottenere un mix di un sottoprodotto e fare le prove di alimentazione sulle manze. Abbiamo visto che è stata una bella esperienza, un'esperienza che ha dato dei significativi risultati di appetibilità. Non abbiamo potuto fare il test sulle vacche perché il disciplinare Grana Padano non accetta questo tipo di sottoprodotto e abbiamo visto che però il discorso alimentare di utilizzo di certi sottoprodotti è valido proprio per l'appetibilità che ha dimostrato, e abbiamo fatto le prove proprio dividendo in gruppi il settore manze, alternando 15 giorni per 15 giorni, e abbiamo visto proprio che dove c'era dentro quel prodotto lì, che è un prodotto dolce, umido e così, le manze lo apprezzavano veramente, ecco. Ecco Calza, il fatto che ci sia giustamente questa suddivisione, qua siamo in zona DOP, quindi grana padano, quindi certi prodotti non vanno utilizzati e bisogna essere molto attenti a fare questo. Queste prove però hanno dato dei risultati concreti che possono essere riproponibili, quindi in altre aziende che voi avete la percezione possono utilizzare insomma, questo sistema. Certo, è senz'altro ripetibile questa esperienza, no? Anche perché a tutt'oggi si cerca di limitare il più possibile il costo di allevamento, il costo della razione per l'allevamento delle manze, no? Perché le manze, non essendo produttive, evidentemente abbiamo solo dei costi che poi ci rifaremo una volta che sono entrate in produzione. Questo in questa azienda ha dimostrato essere valido sia da un punto nutrizionale, infatti è stata sostituita la vecchia razione con questa razione contenente e abbiamo visto delle performance degli animali ancora molto buone, anzi come diceva appunto l'allevatore Giuseppe, no? Ha dimostrato un'ottima appetibilità, no? È una fibra molto digeribile, sia quella delle polpe che quella delle trebbie, no? E di conseguenza è senz'altro un'esperienza positiva e da riproporre in altre stalle. L'azienda di Ferrari peraltro è molto orientata anche alla sostenibilità e al riutilizzo a 360 gradi. Qui c'è un digestore e c'è una produzione di energia che viene direttamente dai reflui prodotti dall'azienda. Sì, è stato anche scelta forse la mia azienda perché se per caso non fosse riuscito l'esperimento con l'alimentazione delle manze ci sarebbe stato un riutilizzo energetico nel digestore, però abbiamo visto che l'utilizzo è stato la prova è stata valida proprio per l'alimentazione delle manze. Nonostante quello il digestore è sempre, chiamarlo ruota di scorta forse è troppo riduttivo, è una parte importantissima della mia azienda e che produce energia, come si diceva, con i reflui della stalla. Per quanto tempo si protrarrà questo progetto e quindi queste prove che vengono fatte direttamente in azienda? Beh, adesso abbiamo fatto quelle prove lì del mini silo,
Adesso si aspettavano poi i risultati, si faranno le valutazioni adesso poi con l'università, con i tecnici dell'APA e così. La ripetibilità per noi ci crea qualche problema per il discorso che per un utilizzo corretto del silo si sarebbe dovuto utilizzare più roba giornaliera, vale a dire darlo anche alle vacche. Alle vacche però abbiamo visto che non è possibile, allora potrebbe essere un mix di utilizzo tra le manze e il digestore per produrre energia, ecco. Perché è un prodotto che altrimenti si deteriora un po', tende poi a rifermentare, bisogna utilizzarlo in un lasso di tempo abbastanza breve. Quindi ci sono dei tempi tecnici da rispettare. Con un'ultima domanda, Calza, quante aziende di questo territorio vocato alla produzione di latte potrebbero adottare questo sistema secondo la sua percezione? Certo, quasi tutte le aziende, quello che diceva appunto Giuseppe è molto vero, e cioè certamente per utilizzare questo tipo di alimentazioni anche le aziende dovrebbero dotarsi, no, di silos, no, magari lunghi e stretti per avere una veloce utilizzazione di questo alimento, no? E anche ovviamente riempirli e svuotarli in tempi abbastanza veloci, no? Diciamo all'incirca dovrebbe essere non permanere nel silos più di 2 mesi, ecco, e un taglio fresco quotidiano, cioè un utilizzo quotidiano, no, del prodotto. Bene, grazie a Calza dell'ARER e anche a chi ci ha ospitato, il signor Giuseppe Ferrari. Noi concludiamo questa puntata, ci diamo appuntamento la prossima settimana, sempre a cielo aperto con i frutti della terra.